Oggi è il 1° aprile, ma bando agli scherzi, perché naturalmente c'è poco da scherzare. Prendiamo esempio da Google che ha deciso di evitare per il secondo anno di lasciarsi andare oggi proprio con i pesci di aprile. Era accaduto nel 2020 e verrà ripetuto quest'anno nel rispetto delle vittime del Covid e di chi ancora sta combattendo la dura battaglia contro il virus. Un segnale di grande sensibilità da parte dei responsabili del motore di ricerca che dovrebbe coinvolgere tutti. È vero che attenuare la tensione con una risata fa sicuramente bene, ma secondo Google esistono altri modi per portare tra la gente un momento di serenità, senza stonare con la triste atmosfera che purtroppo ci circonda. Nonostante la pandemia, però, sarà difficile resistere alla tradizione e all'usanza, e allora attenzione anche agli scherzi idioti. Dal mondo politico Giorgia Meloni ricorda che quest'anno un triste pesce di aprile è quello del governo Draghi sui temi delle riaperture e dei ristori. Peccato che in questo caso non si tratti di uno scherzo.